Va ora in onda la rassegna stampa. No. Che pazienza, non se ne può più, ragazzi miei. Oggi poi sono quelle giornate Milano sotto l'acqua, che già non c'è nessuno in giro oggi, no? Una di quelle giornatine che uno dice meglio stare a letto a dormire, no? E possibilmente farsi sostituire da qualche altro regista, eh? Buongiorno, ma c'è Simone quest'oggi al posto di Francesco che si è dato malato. No, oggi sono arrabbiati tutti quelli che abitano intorno al Monte Amiata. In modo particolare c'è Laura, mia ex fidanzatina di Arcidosso, in provincia di Grosseto, che dice: io, questo Simionato, ma non è mica di qua, Monte Laterone, ma siamo matti, ma non c'è mai stato, eccetera. Oggi c'è un paginone a pagina 5 del Corriere che va a sfrugugliare su chi era questo Simionato in cella per avere pestato con un martelletto la gente. L'infanzia sulla Miata, il caos di Torino, le due vite di Angelo, l'invisibile. Invisibile perché non c'era mai, c'ha ragione Laura, non c'era mai Arcidosso, no, non ha mai frequentato nessuno, ma assolutamente, era sempre a Bologna, girava, anzi era Veneto. Santa pazienza. Sì, anche oggi ci siamo, è dura ma ci siamo, ragazzi, durissima, e quest'oggi perché è una giornata di interlocuzione, non si è deciso ancora niente e si deciderà domani, e quindi giornate quasi inutili, che ha fatto bene Francesco a restare a letto quest'oggi. Guarda, ti vado subito a leggere, pagina 5, la nota di Massimo Franco: Lega in pressing per piegare l'agenda del governo. Te la leggo subito, io leggo questa cosa e poi chiudiamo la rassegna stampa, torniamo a letto a dormire, perché vi assicuro, sono quelle giornate inutili. Scherzo, no? C'ho tanta di quella ciccia per voi, signori. A proposito, buongiorno a chi mi sta seguendo da sotto le coperte, ecco, restate lì, non vi muovete, che ribadisco e discoriba, fuori fa freddo, nevica sulle montagne. A Milano c'è la fine del mondo perché con questa cosa delle Olimpiadi hanno chiuso di qua e la moto non può andare sulla corsia di là, e insomma è una giornatina che io eviterei di venire nelle grandi città. Buongiorno, certo, se siete coraggiosi che mi state ascoltando dall'auto, io vi amo, vi amiamo, siamo con voi, farete 1 metro ogni 10 minuti, ma ce la farete ad arrivare anche oggi in ufficio, e noi vi terremo compagnia con la controinformazione, che è una ciliegina sulla torta quotidiana per noi, cioè le informazioni, quelle normali, quelle che danno tutte le altre radio serie, blasonate, non ve le diamo perché sappiamo che cercate qualcosa d'altro. Cominciamo, no, con la nota di Massimo Franco, perché vi ho detto, poi chiudo e vado a letto. Era inevitabile, siamo sul Corriere, era inevitabile che l'aggressione violenta delle forze dell'ordine durante la manifestazione di sabato a Torino portasse a un'accelerazione. Da settimane la maggioranza ragionava sui decreti che dovrebbero garantire sicurezza, anche perché ci avete eletto per quello, Quanto è accaduto li ha fatti apparire di colpo più urgenti. C'è il motivo di urgenza, Matta, dorme a quest'ora, Matta. Ok, niente. E naturalmente anche riproposto il tentativo di alcuni partiti come la Lega di forzare e piegare fino ai limiti d'agenda del governo. Più sorprendente è stata l'offerta di Palazzo Chigi alle opposizioni di stilare una mozione comune, proposta abile insieme insidiosa. Abbiamo detto facciamolo insieme. Ma scusami, la sicurezza non è di destra né di sinistra. Sì, d'accordo, voi non l'avete più chiamato martello, l'avete chiamato martelletto, che è una cosettina che non fa poi così tanto male, ma vi perdoniamo. Da tempo sia PD che 5 Stelle accusano la coalizione guidata da Giorgia Meloni di indurire le pene, inserire inutilmente nuovi reati. Continuiamo a fare leggi e basta, capito? Secondo loro sostengono che proprio sull'ordine pubblico e la criminalità il governo finora avrebbe fallito.
È per quello che ci vuole un Salvini, ministro dell'interno, come lo diciamo sommessamente. Gli scontri nel capoluogo piemontese permettono alla maggioranza di rovesciare lo schema e di chiedere conto alle sinistre di un atteggiamento ritenuto ambiguo nel prendere le distanze da manifestazioni come quelle contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Per questo l'offerta di approvare una mozione comune fatica ad essere accolta, anche se il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte spiazza il PD dicendosi pronto ad accogliere l'invito se Meloni non cerca di approfittare del singolo episodio per tattiche strumentali. Non bisogna strumentalizzare il poliziotto quasi ammazzato. No, no, no. E poi sono stati anche loro a picchiare quelli dei centri sociali. Dopo vi leggo il manifesto. Il problema è che la sicurezza ha troppe implicazioni sia oggettive sia polemiche. La discussione di oggi in Parlamento seguirà le dichiarazioni del ministro dell'interno Piantedosi questo pomeriggio, poi ve le facciamo sentire, incrocerà la campagna referendaria sulla giustizia e coinciderà con un vertice della Lega convocato in contemporanea qui a Milano. Il fatto che nella stessa maggioranza le idee non siano del tutto coincidenti sulla forma da dare ai provvedimenti passa in secondo piano. È stata respinta dagli stessi alleati, ad esempio, la proposta di Salvini di far pagare una cauzione a chi organizza i cortei. Cioè a noi l'hanno fatta pagare, a noi della Lega, ma farla pagare agli altri no, perché è anticostituzionale. Well, yeah. Ma la passione, la pressione non si ferma. Al di là di forzature difficilmente accettabili, la guerriglia urbana a Torino consente di chiedere un giro di vite sempre più deciso. E agli alleati diventa difficile contrastare le richieste leghiste per ragioni elettorali e culturali. Il sindaco di Torino Lo Russo del PD ha avuto con la Premier un colloquio corretto e rispettoso, ha detto, contrapponendola al carroccio. Ma la presenza del vice segretario della Lega Roberto Vannacci è un elemento di disturbo che costringe lo stesso Salvini a non indietreggiare. Che poi certi provvedimenti restrittivi siano efficaci è tutto da vedere. Tra l'altro una strategia basata su continue forzature alla fine potrebbe portare a un attrito anche col Quirinale. Esistono limiti imposti dalla Costituzione sui quali è impossibile transigere. Voilà, signore e signori, questa è la pagina 5 del Corriere con cui ho voluto cominciare questa, tra virgolette, lo sapete, non lo è, rassegna stampa. Con Sammy Varin facciamo il punto della situazione notizie attraverso i fatti dei giornali, ma quelli che ci interessano. Non stiamo lì a leggervi ogni singola menata su ogni giornale. Che palle! Chiaro che non posso non cominciare con il vostro quotidiano di riferimento, il quotidiano comunista, Il Manifesto. Eccolo qua inquadrato per beneficio di tutti coloro che ci guardano in radiovisione. Ricordiamo sul sito radiolibertà.net, sulla app di Radio Libertà, cliccando in alto a destra TV, televisione, potete vederci in televisione, ma ci potete guardare tranquillamente anche su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà e sulla pagina di Lega Salvini Premier. Grazie a tutti voi che anche in differita venite ad ascoltare Sammy Varin. Il Manifesto, fuori i violenti. E voilà, ecco la fotografia dei poliziotti che picchiano quelli che volevano pacificamente manifestare. Devo parlare ancora? Ok. No, mi guarda Simone come per... Ok, se devo parlare ancora, parlo. Non c'è solo il pestaggio della gente che hanno visto tutti. Decine di video e testimonianze raccontano le aggressioni della polizia ai manifestanti di Torino. Per il governo è l'ora di un'altra stretta repressiva, ma la maggioranza è divisa, così chiama l'opposizione all'unità nazionale. Questo è il titolo principale del quotidiano Il Manifesto, così siete contenti anche voi comunisti. Italia Oggi non c'entra niente, ma giustamente Italia Oggi, quotidiano economico, apre con un qualcosa che non eravamo certi, ma c'era la possibilità. Fuori legge 2 autovelox su 3.
Non ve l'aspettavate, eh? Su 11.000 apparecchi, solo 3.800 sono stati registrati sulla piattaforma telematica del MIT e di questi soltanto poco più di 1.000 risultano correttamente omologati. Vuol dire che 2 multe su 3 potremmo anche non pagarle. Se non le paghi e poi vai nel gorgo dei casini, ma chi c'ha voglia, eh? Ma è vera sta cosa? È vera, sì. Su circa 11.000 autovelox informalmente censiti sul territorio nazionale, appena 3.800 risultano registrati sulla piattaforma telematica attivata a fine settembre per raccogliere le informazioni tecniche sugli strumenti di rilevazione della velocità, e di questi soltanto poco più di 1.000 risultano correttamente omologati. I dati sui rilevatori di velocità sono stati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Meno male che Salvini c'è. Fuori legge 2 autovelox su 3. Chapelkelghe, Italia Oggi, sappiatelo. No, perché c'è qualcuno che poi, se avete il tempo e la voglia di andare avanti, quando dopo aver pagato la multa, di fare casino, e poi i soldi ritornano indietro, tra anni, c'era per i vostri figli, no? E lasciate in eredità qualcosa ai vostri figli. Santa polenta, per fortuna, signori, che ci sono i WhatsApp, non l'ho ancora ricordato, ma potete scrivermi in questo momento al 340 67 09 659, questo è il numero solo WhatsApp di Radio Libertà. 340, state segnando? 6709 659 per commentare in tempo reale ciò che Sammy Varin vi sta raccontando, su cui sto cianciando dalle frequenze di Radio Libertà. Andiamo sulla verità? Dai, vi regalo il quotidiano La Verità questa mattina, che apre con: finalmente il governo varerà lo scudo penale, ne sono certi quelli della Verità e io confido, sono qui che recito Ave Maria ogni 5 minuti, ora mani libere ai poliziotti per difenderci dai criminali. Arriva anche il fermo provvisorio prima delle manifestazioni. La sinistra, e pare Mattarella, dice che è incostituzionale, ma dimenticano il DASPO e quanto è stato fatto durante il Covid. Ricordate Puzzer? Lo ricordiamo. In centropagina sulla Verità era uno degli assalitori della gente che i compagni difendono scaricando le colpe sull'uomo in divisa. Se ne occupa Fabio Amendolara. Il poliziotto preso a martellate durante i disordini di Torino è uno dei presunti aggressori, Angelo Simeonato, magari lo conosce, c'è sempre la mia ascoltatrice, la Laura di Arcidosso, che magari, aspetta che gli faccio una foto, così lo faccio vedere, eccolo qua, questo è Angelo Simeonato. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare con questo ragazzino qua? Che è una brava persona, cioè non aveva fatto niente, è stata la prima volta che ha fatto casino, capisci? E come minimo bisogna perdonarlo, dai, perdoniamolo, non lo vorremmo mica tenere in cella, ma dai. Siamo sul quotidiano La Verità, l'editoriale di Maurizio Belpietro, tra poco ve lo leggo. Ma c'è anche Draghi, sì, un'altra brutta notizia, purtroppo oggi su tutti i giornali c'è Draghi, sappiatelo, che dice poi comunque una cosa mica terribile, che insomma un'Europa federale. Io l'ho sentita dire anche dalla Lega questa cosa, circa 20 anni fa, è possibile? Draghi sa come cambiare l'Europa, scrive oggi il quotidiano La Verità, sì, in peggio. L'ex premier, l'ordine globale è defunto e per diventare una potenza senza finire schiacciata tra USA e Cina, l'Unione deve passare da confederazione a federazione. Peccato che l'esempio vincente che cita sia l'euro. E vai! Siamo sempre sul quotidiano La Verità, ma anche su altri quotidiani rispunta Vannacci, questa volta per questione di simbolo. Vannacci e Giubilei in tribunale per il simbolo. L'associazione Nazione Futura di Francesco Giubilei, che voi sicuramente conoscete, denuncia l'imitazione del simbolo da parte del nuovo movimento politico Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
sicuramente conoscerete anche Futuro Nazionale. L'europarlamentare eletto con la Lega però tira dritto, me ne frego, ok? Ma poi vedremo che Vannacci viene poi ripreso su altre testate per dire Vannacci, e non facciamo dei favori al PD, e non andartene dalla Lega, resta con noi Vannacci stasera. E io sinceramente lo amiamo, lo abbiamo ospitato al gazebo di Radio Libertà per ore quest'estate a Pontida, ci ha promesso che faremo tante battaglie insieme. Non vogliamo credere che se ne voglia andare dalla Lega per regalare al Partito Democratico un sorriso. Ti spunta un fiore in bocca, è il sorriso d'Urbans agli amici del PD che vedranno il centrodestra perdere voti e soprattutto la Lega, e chiaramente loro potranno avere la maggioranza nel prossimo Parlamento. Non farmici pensare, ma io resto sul quotidiano La Verità quest'oggi. Faccio un regalone agli amici che poi magari mi spengono alle 8, ma questa sera c'è la replica, ricordate, dalle 8 alle 9, il meglio o il peggio della rassegna stampa con Sammy Varin. Dicevamo, una delle novità è che oggi ti ho detto è una giornata inutile, perché è una giornata di interlocuzione. Ci sarà domani il Consiglio dei Ministri, quindi è quasi inutile che vi parli, però visto che devo stare qua e io vi parlo ugualmente, dobbiamo decidere cosa fare domani al Consiglio dei Ministri. Bene, La Verità è uno di quei quotidiani ottimisti e noi siamo contenti che ci sia ancora dell'ottimismo a questo mondo. Scudo per i poliziotti e i carabinieri che ci difendono dai criminali. Era ora, scrive oggi sulla Verità Maurizio Belpietro. Finalmente la tutela delle forze dell'ordine e il fermo preventivo dei teppisti. Si è aspettato anche troppo. Sinistra e Quirinale storcono il naso, ma in queste norme di buon senso non c'è nulla di anticostituzionale. È Maurizio Belpietro che parte dalla prima pagina e che vi vado a leggere. Finalmente il governo pare intenzionato a fornire uno scudo penale alle forze dell'ordine e un provvedimento di fermo provvisorio preventivo dei teppisti politici. Dico finalmente perché si tratta di misure lungamente attese e su cui purtroppo si è, dal mio punto di vista, eccessivamente temporeggiato. Lo scudo, ossia una legge che impedisca l'iscrizione sul registro degli indagati di poliziotti e carabinieri protagonisti di una sparatoria. Abbiamo visto anche quello che è successo l'altro giorno a Milano col cinese. Sono indagati i 2 poliziotti che gli hanno sparato, lo sapete? Cioè lui gli ha sparato addosso, per fortuna avevano una camionetta blindata. Loro che gli hanno sparato adesso sono indagati. Avrebbe dovuto essere varato da tempo questo provvedimento, ma alla decisione si sono contrapposte le obiezioni della sinistra e ai noi, sto campionando, Simone, che facciamo? Ai noi, sembra anche del Quirinale. L'una e l'altro avrebbero manifestato dubbi costituzionali, temendo una sorta di licenza di uccidere. Una licenza di uccidere concessa alle forze dell'ordine. Ma qui non si tratta di consentire alle genti di sparare all'impazzata senza rendere conto in alcun modo del loro operato. Oh, non siamo mica in America. Quanti ne vengono qua dell'ICE? 3? 3 pare, 3, ma saranno spara più non posso, e solo 3 dell'AIS. Mamma mia, cosa non ci combinano a Milano 3 rappresentanti dell'AIS. Ma di evitare che dei servitori dello Stato finiscano come il brigadiere capo Le Grottaglie, un carabiniere che dopo 40 anni di servizio ha un solo giorno dalla pensione, 7 mesi fa, è stato ucciso a Francavilla Fontana da un rapinatore. Il bandito lo ha colpito mentre era in fuga e il brigadiere non ha fatto in tempo a reagire. Se Le Grottaglie avesse sparato per primo, sarebbe ancora vivo. Ma premere il grilletto molto probabilmente avrebbe significato essere accusato di omicidio volontario, come è successo al poliziotto antidroga in servizio nel Bosco dello Spaccio a Milano. Colpire per primo, anche dopo uno speronamento, quasi certamente lo avrebbe messo nei guai con la giustizia,
come è successo al vicebrigadiere Emanuele Maroccella, condannato a 3 anni di carcere, 137.000 euro di provvisionale per aver ucciso un malvivente che aveva ferito un collega con un cacciavite lungo 20 centimetri. 137.000 euro ai familiari di questo bravo ragazzo. Ecco lo scudo per i poliziotti e carabinieri. Significa salvare la vita a qualche servitore dello Stato ed evitare che uno di loro finisca sotto processo per avere sparato a un delinquente o aver inseguito chi non si ferma all'alt, come è accaduto sempre a Milano con il caso Rami. Lo scudo serve a proteggere le forze dell'ordine, a impedire che finiscano indagate per aver fatto il loro mestiere. Significa sottrarre il loro operato a giudizi sommari. Se vogliamo che ci difendano da ladri, rapinatori, stupratori, terroristi, non c'è altra via che garantire loro la protezione e la solidarietà dello Stato, affinché non si sentano con le mani legate. Sinistra e Quirinale a quanto pare hanno dubbi pure sul fermo provvisorio preventivo. Gli uffici giuridici del Colle nutrirebbero perplessità per un provvedimento che non punisce chi ha commesso un reato, ma si pone l'obiettivo che non sia compiuto. Secondo la Presidenza della Repubblica, nuove norme non sarebbero compatibili con il dettato costituzionale e, ça va sans dire, la sinistra sposa in pieno l'opinione degli uomini di Mattarella. Eppure le misure preventive esistono da tempo e nessuno fino ad oggi ha alzato il ditino ponendo obiezioni. Che cos'è il DASPO se non un provvedimento che, vietando la partecipazione a manifestazioni sportive, punta a impedire che tifosi violenti scatenino tafferugli durante le partite? Si limita la libertà di movimento di certi soggetti per evitare che vengano compiuti dei reati. Eppure nessuno si è mai preoccupato della compatibilità costituzionale, come peraltro non si è opposta la carta su cui si fonda la nostra Repubblica, quando durante il Covid fu vietata al capo dei portuali di Trieste, Puzzer, la presenza a una manifestazione nella capitale. Qual era la pericolosità sociale di Stefano Puzzer? Manifestava pacificamente contro il Green Pass, non metteva a ferro e fuoco una città, ma per il solo fatto di aver osato improvvisare una manifestazione, ribadisco pacifica, fu denunciato e allontanato per ordine del questore. E qua mi fermo, ma l'editoriale di Maurizio Belpietro, oggi sulla Verità, prosegue e ci dà un'idea dell'atmosfera che stiamo vivendo in queste ore. Sempre sulla Verità, forze dell'ordine con le mani legate, oggi quelle libere sono dei picchiatori. Altro articolo dorato di Giorgio Gandola che va assolutamente letto. Chi ha il compito di tutelarci finisce negli agguati, ma deve stare attento ad agire a scopo difensivo, con proporzionalità. Attenzione, veramente, oggi la Verità va acquistata solo per questo articolo di Giorgio Gandola, che chiaramente io non vi leggo, se no non la comprate. Poliziotto linciato, preso un bravo ragazzo. Beccato uno dei presunti partecipanti all'assalto a Calista, il grossetano Simeonato, 22 anni, di cui vi dicevo prima, incensurato. Il ferito dice: al mio collega devo la vita, ma per il manifesto, ve l'ho letto prima, le botte se le cercate lui. E il sindaco pro centri sociali di Torino conta i danni, 164.000 euro. E noi paghiamo. Attenzione, nell'articolo di Fabio Amendolara si parla anche degli ombrelli, e questa cosa, se gliela citi a un comunista, si incazza come una biscia. All'apertura degli ombrelli, scrive Fabio Amendolara, pagina 5 della Verità, scatenate l'inferno. E così è stato, quasi fosse un segnale. Il dettaglio, emerso dai video del corteo di sabato per Askatasuna, convocato dopo lo sgombero della sede di Corso Regina Margherita 47, ha colpito gli investigatori che stavano visionando le immagini per identificare gli incappucciati in tuta nera. Proprio un attimo prima degli scontri si vede un gruppetto di attivisti, circa una ventina, muoversi attorno a 2 ombrelli neri, gli unici aperti in un mucchio da centinaia di persone. La prima area mappata dalla Digos è quella, e si inserirebbe in una formazione di circa 500 attivisti appartenenti alla galassia autonoma, della quale Askatasuna è un pezzo importante, e a quella anarchica, con innesti provenienti dall'estero, soprattutto dalla Francia.
parlateli degli ombrelli agli amici comunisti e vedete la faccia che faranno. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, chiaramente l'articolone di Fabio Amendolara, anche questo da non perdere, bello tosto, ma si prosegue l'argomentazione. A proposito degli agenti sotto tiro, si va a pagina 7 del quotidiano La Verità. Immigrati all'assalto delle divise, militare preso a morsi da un ghanese. Shock a Napoli, carabiniere azzannato al petto da un africano irregolare che stava molestando i passanti. Arezzo, nigeriano spezza la caviglia a un uomo dell'arma in borghese. Roma, vigili assaliti da camerunense. Signori, Mirella Molinaro vi fa pelo e contropelo in questa pagina del quotidiano La Verità. Il caso del delinquente cannibale ha suscitato delusione e rabbia tra la gente. Paura pure a Padova, dove un senegalese ha colpito una donna con calci e pugni. Ringraziamo Roberto Salis che immantinente continua a suonare. Suona, grazie Roberto Salis. I suoi blues ci confortano e lo trovate ogni notte all'Lollapalooza di Milano e prossimamente lo facciamo ritornare da queste parti. Siamo a pagina 10 della Verità, lo sto girando per voi, lo faccio per voi oggi. Giubilei sfida Vannacci sul marchio, ma il generale Glissa me ne frego, assolutamente, anche noi ce ne freghiamo altamente, però giustamente oggi ne parlano tutti i giornali, non posso fare a meno. L'associazione Nazione Futura denuncia l'imitazione del simbolo da parte di questo nuovo movimento politico che non sappiamo se sia tale, ma così lo chiama il quotidiano La Verità. Ricorso quindi all'ufficio brevetti. L'europarlamentare dice ha creato il caso per aumentare il numero di iscritti e vediamoli qua i due loghi, no? Futuro Nazionale e sotto c'è scritto Vannacci, Nazione Futura, e sono uguali, sono simili. Ma che cavolo ce ne frega, me ne frego, lo dichiara anche Sammy Varin. Fatto sta che poi su Vannacci ritorniamo perché c'è qualcuno che parla di lui anche all'interno della Lega che dice non fare un favore al PD, non fare cacchiate. L'Unione Europea non ha funzionato? Secondo Draghi ce ne vuole di più. Così la mette a pagina 15 a proposito di una Bruxelles sempre più matrigna il quotidiano La Verità. Laureato honoris causa a Lovanio, pontifica sui mali dell'ordine globale dell'Unione Europea, come se lui fosse stato un passante. La cura, fare del continente una federazione. Vi piacerebbe l'Europa una federazione di stati? E non ce l'aspettavamo questa frase di Draghi, ma la prova che ciò funzionerebbe è l'euro, dice il quotidiano La Verità. Con Alessandro Rico, con l'Europa ragioniamo come con il comunismo e con il vaccino Covid. Loro li tirano in ballo sempre queste cose. Comunismo, ma soprattutto il vaccino Covid. Sulla Verità, ogni articolo ne parla. Se non funziona è perché ce ne vuole di più. Il vaccino Covid e il comunismo, è vero, E questo è il senso dell'ennesima prolusione di Mario Draghi, stavolta ospite dell'Università di Lovanio, che ieri gli ha conferito la laurea honoris causa. Dal Belgio, l'ex presidente del Consiglio ha diagnosticato i mali dell'Unione, descritto la fine del defunto ordine internazionale, suggerendo poi la panacea. Come se non avesse fatto parte dell'elite che li ha traghettati entrambi verso il fallimento. È stato presidente del Financial Stability Board, governatore di Banca Italia, presidente della BCE, celebrato perché fece fare alla Banca Centrale Europea quel che tutte le banche centrali del mondo facevano e solo la nostra si rifiutava di fare. Infine fu pure inquilino di Palazzo Chigi, non proprio un passante Draghi. E se da quell'ottica privilegiata l'analisi della patologia è stata sostanzialmente corretta, la terapia che Draghi propone rischia di essere peggiore della malattia: trasformare l'Unione Europea in una confederazione, una comunità di nazioni sovrane che cooperano su alcune materie strategiche in una federazione, un superstato che avoca a sé più competenze e finisce per attribuirle al consueto comitato di
burocrati. Per insospettirsi bastava ascoltare l'ex banchiere sostenere che l'euro è l'esempio di maggior successo e di un approccio difeso giorni fa pure da Romano Prodi. Chi decide va avanti e gli altri si arrangino, aveva detto Romano Prodi alla Stampa, il fondatore dell'Ulivo. Di federalismo pragmatico ha parlato ieri Draghi, suggerendo di compiere i passi che sono attualmente possibili con i partner che sono attualmente interessati, il che si tradurrà nell'imporre l'agenda dei più forti ai più deboli, neutralizzando il loro diritto di veto. Da quanto ti ripeti che devi vendere quei vasi?
Senti come pompa e passa da un genere all'altro come un pazzo veramente, ma questo è un pezzo grosso, già signori, la fantasia italiana, guarda che è un qualcosa che tu dici, ma io non ho mai sentito sto pezzo. Non l'hai mai sentito perché non era ancora uscito, è uscito in questi giorni il pezzo di Dardust, scritto Dardust, pezzo grosso della musica italiana e internazionale. La fantasia italiana, questa è l'extended version che dura 15 minuti e che passa proprio da Milano alle montagne e dalla pizzica al latinoamericano, c'è dentro di tutto, atmosfere non convenzionali in un equilibrio che gioca su varie melodie, dal pianoforte a quelle tipiche della musica elettronica, calandosi negli ambienti sonori delle città e delle montagne, colonna sonora delle Olimpiadi invernali che partiranno questo venerdì. Ogni giorno Sammy Varin ve ne lancia un pezzetto. Con il buongiorno rinnovato, certo, questa è Radio Libertà. Come state? Bene, male, sotto l'acqua, ma soprattutto belli tosti gli ascoltatori che ho. Lo so, perché basta inviare un messaggio, è così facile. 340 6709 659. Diventate voi gli editorialisti di questa radio. C'è un messaggio audio, sentiamo che cosa dice. Oh, buongiorno a tutti voi, Quella. buongiorno Sammy. E Quella. oggi è una bella giornata. Ah, sì, sì? in effetti, quando il Canavese sta nevicando, adesso Bello. ha mollato, comunque devo andare giù a Torino. A me non piace guidare con la neve, purtroppo la storia è questa, però ci devo andare perché io vado in palestra un paio di volte alla settimana e a 81 anni vado in palestra e mi faccio 2 ore, non un'ora sola, 2 ore, Pilates, stretching, corpo libero, vabbè, finché dura, finché ce la faccio. Non ho voglia di commentare i fatti di Torino perché io patisco troppo di fronte a queste cose e poi mi incavolo e non ho voglia di incavolarmi già da stamattina. Comunque prima tu avevi detto una parola, hai nominato un martelletto, ecco, lasciamo perdere. Ho letto io un affare di una povera deficiente decerebrata che ha usato questo termine martelletto, poi c'è già qualcuno che dà ragione ai ragazzi perché poverini sono stati maltrattati, la polizia ne ha picchiati più di 30, li ha lasciati sanguinanti a terra come degli stracci. No, buongiorno, me ne vado perché già comincia a salirmi la pressione, onde per cui non ho voglia di farlo, ossia che la pressione non mi deve salire. Bene. Saluti a tutti, state bene, buona giornata, ciao ciao ciao. Ah, ciao. Che bello, ci molla e va in palestra, ma è così che si fa, Io in qualche modo devo convincervi ad alzare il culo da quel letto, da quel divano e cercare di essere attivi. Parlo per quelli che già non lo sono e siete in tanti. Rinaldi, sindaco di Roma, sarebbe un sogno, cara Laura da Veroni. Laura da Verona, zitti, noi portiamo avanti questo sogno e che al momento ci sono altre cosette di cui parlare. Aspetta che finiamo con sto pacchetto sicurezza. A Draghi, dategli da vedere un cantiere in costruzione con i camioncini e le ruspe, farà meno danni. E ancora, c'è in giro la voce che il carabiniere assalito da 20 criminali si sia fatto massacrare apposta. È vero, per screditare la manifestazione pacifica. Diciamolo a Massimo Franco, la prossima volta va lui a fermare i black bloc con la Costituzione in mano. Bravo Marco, è vero, c'è anche questa voce, stanno girando completamente la frittata i nostri amici sinistri. Ciao Sammy, ma i soldi delle multe li restituiscono con gli interessi o li maturano solo quelli che si pagano? Bene Mario, non mi piace questo atteggiamento di Vannacci, lasciamolo andare, finirà come tutti i fuoriusciti, che vada pure col PD, la gente che lo ha votato ho i miei dubbi che lo rivoterà. Ma no Mario, non va col PD, semplicemente però impoverisce il centrodestra e la Lega e quindi quelli del PD sorridono. Buongiorno da Marina di San Ferdinando di Puglia. Oggi troppe smancerie nella rassegna, sì, più sobrio. Oh Marina, ma guarda che tu forse non mi hai sentito così spesso, sono molto peggio, oggi sono veramente sobrissimo. Buongiorno, quella manifestazione pro-criminale non si doveva proprio fare, quindi sono tutti colpevoli e tutti d'accordo chi era in quella manifestazione, è inutile che cercano di scolparsi. E ancora, Draghi pro di Mattarella, la menata è sempre quella. Vi vedo belli attenti, molto molto bene.
bene, ragazzi, allora vi meritate ancora qualche pagina del quotidiano La Verità? Dai, no, l'ultima è l'intervista con Annalisa Minetti. Cominciano le Olimpiadi, lei è una grande campionessa, è la fede che ci dà i veri superpoteri. Quando c'è Dio facciamo grandi cose. È il motivo per cui Sammy Varin ogni giovedì alle 9 trasmette Christian Music? Potrebbe anche darsi. L'artista non vedente Annalisa Minetti, Sanremo, ne ha fatti di tutti i colori. Questa è una società che non riesce a mettersi nei panni degli altri perché non educa all'apertura. Quella che per tanti è una diversità può essere invece una caratteristica speciale. Bell'articolo di Roberto Faben che intervista Annalisa Minetti, sempre bellissima e informissima. Su che quotidiano andiamo? Un giro su Avvenire che dice in apertura sicurezza di tutti. Tra le ipotesi allo studio scudo penale agli agenti, fermo preventivo e cauzione ai manifestanti, magari. Dopo gli scontri di Torino il governo accelera sul giro di vite, atteso in Consiglio dei Ministri. Meloni propone sul tema una risoluzione unitaria, Schlein, ma le opposizioni sono fredde, hanno paura che si tratti di un imbroglio. Il Corriere, ancora più chiaro, sicurezza, votiamo insieme. Sul tema della sicurezza la Premier lancia un appello all'opposizione. Votiamo insieme, fermo preventivo e cauzione, si discute l'ipotesi del decreto legge. Il governo accolga le nostre proposte, rilancia Conte, leader dei 5 Stelle. In prima pagina sul Corriere, la piazza, i violenti, rispunta a sinistra il dilemma della zona grigia e poi, come vi ho letto in apertura, l'angelo, l'invisibile, il 22enne in cella per l'agente pestato. Invisibile perché nessuno l'ha mai visto ad Arcidosso e neanche a Montelaterone e non c'era mai, ma oh no, non c'era mai. Il CIO, le note della Scala, Milano Città Olimpica, primo caso di doping. Alla vigilia dei giochi di Milano Cortina alla Scala, presidente Mattarella accoglie i vertici del CIO, l'appello alla tregua olimpica, ma c'è il primo caso di doping, sospesa l'azzurra Rebecca Pasler, l'altoatesina 25enne che avrebbe dovuto gareggiare nel biathlon, lo shock al villaggio. Il maiale bipartisan e il caffè di Massimo Gramellini, scandalizzato perché tra tanti cattivoni che avrebbero fatto cose strane con Epstein e c'erano pure 2 Bill, Clinton e Gates. Passi per Clinton, di cui si conoscevano certe abitudini per quanto ci si immaginava che le esercitasse in autonomia, non all'interno di un branco, ma Gates, no, Bill Gates era l'anti-Trump, l'anti-Musk in contemporanea, l'imprenditore illuminato e caritatevole, l'altruista, l'idealista, persino il femminista. Vederlo mescolato a predatori sessuali senza scrupoli e in generale a persone che considerano le donne un oggetto di piacere, una merce di scambio, infligge la mazzata definitiva al luogo comune. Caro Gramellini, vai tranquillo, tra poco arriva anche Salvini, che visto che non si sa più che cosa dire, tirano dentro anche lui. Ci arrivo, state calmi, state tranquilli, un po' di fango anche su Salvini ci manca, è vero? Ah, santa pazienza. Draghi, paginone per Draghi. Siamo sul Corriere, insomma, pagina 15. L'ordine globale è defunto, un federalismo pragmatico per l'Unione Europea. L'Europa rischia di venire sottomessa, divisa e deindustrializzata, è chiaro. Il dottorato a Lovanio. Gli esempi dove l'Europa si è federata dal commercio al mercato unico, siamo rispettati come potenza, quindi un'Europa federale. È tutto il contrario di tutto, ragazzi, lo so, ci sono tanti leghisti che sentire il nome federale significa qualche cosa, ma ormai penso che non ci facciamo più nessuna illusione. L'operazione Giochi Sicuri, CQ, se ci seguite da Milano, vi guardate intorno e oh mamma mia, ragazzi miei. Operazione Giochi Sicuri a Milano, oltre 6.000 agenti. L'attenzione è tutta sul corteo di sabato, da Piazza Medaglie d'Oro fino al Corvetto, sfilando lungo Corso Lodi, a 2 passi dal villaggio olimpico di Scala Romana. Questo è il punto più caldo del corteo dell'opposizione sociale ai giochi
Milano Cortina, perché oltre a essere i giochi Milano Cortina, che già c'è un casino con i soldati dell'AIS che saranno 3, ce ne sono, adesso ci sono anche i cortei dell'opposizione sociale. In piazza atteso qualche migliaio di militanti, centri sociali, sindacati di base, mondo antagonista, collettivi studenteschi, reti della lotta per il diritto all'abitare pro-PAL, un microcosmo della protesta che però, almeno questo dicono le ultime analisi del Viminale, antiterrorismo e AISI, non dovrebbe essere una replica di quanto visto 3 giorni fa a Torino. E noi siamo assolutamente ottimisti. Ma allerta anche per giovedì e venerdì, giorni della passerella della Fiamma Olimpica e della cerimonia di inaugurazione alle 20 del 6 febbraio allo Stadio Meazza. Alle 20 del 6 febbraio, ve lo dico così state lontani, allo Stadio Meazza di San Siro. Sempre venerdì l'anticipazione della protesta nel quartiere di San Siro, Viale Marionio, con il tentativo degli antagonisti di coinvolgere le giovani generazioni Maranza. Uniamoci insieme! A Milano sono già arrivati 2000 agenti di rinforzo, la maggior parte impegnata in operazioni di vigilanza e scorte in progressiva diminuzione fino alle Paralimpiadi. In totale, compreso il personale milanese già in servizio, si superano nei momenti di picco i 6.000 operatori. Ma la sicurezza olimpica sarà soprattutto la gestione di 50 capi di Stato e quasi un centinaio di delegazioni da tutto il mondo. Ieri la prova generale con la visita del presidente Mattarella in vista dell'inaugurazione di giovedì del villaggio olimpico e della cena di gala con 800 tra capi di Stato, di governo e sovrani. Strade chiuse, centro paralizzato, zone rosse. E conviene non passarci da Milano, se proprio dovete, prendete la metropolitana. Giro la pagina, siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, la Fontana di Trevi, anche qui articoloni su tutti i giornali. Il ticket piace agli stranieri, meno agli italiani. Complimenti al Corriere, veramente. Da ieri l'opera è accessibile pagando 2 euro. Giustamente i turisti dicono se serve al mantenimento. Oddio, 6 milioni l'anno ha calcolato il comune di Roma. Ieri a Roma è quindi entrato in vigore il ticket d'ingresso di 2 euro alla Fontana di Trevi per i turisti e i non residenti, capito? Se siete a Roma, che la Fontana di Trevi non ve ne frega assolutamente niente, potete vederla gratuitamente, sappiatelo. Introdotto anche il ticket da 5 euro per Villa di Massenzio, Museo Napoleonico, Museo di Scultura Antica Barracco, Museo Carlo Bilotti e Museo Canonica. Tutti al museo, ma pagate! Oh, al via la pulitura del giudizio universale. La Cappella Sistina, dopo oltre 30 anni, è partita la manutenzione straordinaria del capolavoro di Michelangelo. Chissà che cosa verrà fuori. Attenzione, se c'è qualche volto conosciuto, se ci mettono Salvini, Dio mio, se salta fuori un Salvini tra gli angioletti, non facciamo scherzi. Via, via, via. Giro subito la pagina, ma sappiatelo, ne parla oggi il quotidiano Il Corriere. Il Fatto Quotidiano, che tanto ci mancava, apre naturalmente sui giochi olimpici. I giochi a costo zero ci costano 2 più 5 miliardi. Milano Cortina, promesse tradite, 58 opere su 98 incompiute. Ma anche sugli scontri a Torino, danni limitati ed errori sul corteo di sabato. Il governo litiga, poi si incarta, fermo preventivo di 12 ore, perché Forza Italia non è convinta delle misure prese sull'onda degli scontri per Askatasuna. Chigi lancia un amo alle opposizioni che declinano. Così il Fatto Quotidiano, che rigira ulteriormente la frittata dicendo ci sono errori, ci sono stati errori. Se avete seguito qualche talk show, stanno girando la frittata dicendo che la colpa è del governo, non sono stati assolutamente capaci di tenere a bada né i facinorosi né quelli che aprivano gli ombrelli. Vado avanti, signori, certamente. Poi alle 8.30 c'è una bella sorpresa per voi, ragazzi. Alle 8.30 non ne parla nessuno, parleremo noi di Iran
con una canzone splendida che quando l'ho sentita mi sono venuti quasi lacrimoni, assolutamente da ascoltare. Prima però io ho letto La Verità e adesso vado su Libero, altro regalo signore e signori, altro giro, altro regalo, infilate il gettone. Askatasuna rivendica l'assalto alla polizia, altro che corteo pacifico rovinato. Mentre la sinistra delira su complotti del governo e blitz dei black bloc, il centro sociale gela tutti dicendo nessun infiltrato, abbiamo scelto lo scontro. Palazzo Chigi accelera sullo scudo agli agenti, Schlein apre poi frena. È un attacco allo Stato. Ora serve una risposta potente, l'editoriale di Mario Secchi. E poi il curioso appello per strappare lo scrittore alla destra, povero Tolkien, arruolato a forza da Elly Schlein. Ci mancava anche quello. Sul quotidiano Libero, ma anche sugli altri quotidiani, Ranucci in TV, e sempre in TV, Ranucci in TV, e sempre sulla 7, e la Rai si arrabbia, si grida censura. Fatto sta, insomma, vabbè che c'è un libro da presentare, ma sta facendo in ogni trasmissione appare Ranucci. Vedo Ranucci ovunque. Se ne parla. Nolan cerca Lupita per l'Odissea ed è polemica. Elena di Troia può diventare nera, così Hollywood fa litigare gli Stati Uniti. Ne parla oggi il quotidiano Libero. Ma io entro subito in Libero, ragazzi miei. Oggi un regalo dietro l'altro, per voi di centrodestra. Il governo accelera su ordine e sicurezza e Meloni stana la sinistra. Risoluzione unitaria? Non c'è il punto interrogativo, è un'affermazione. Vertice a Palazzo Chigi. Il Premier chiede collaborazione istituzionale ai leader dell'opposizione e in particolare alla Schlein. Intanto si lavora per introdurre da domani lo scudo per gli agenti e il fermo preventivo. Articolone oggi a pagina 2 del quotidiano Libero con Fausto Carioti. Una mano tesa che è anche una sfida a passare dalle parole ai fatti. Se il Partito Democratico sta davvero dalla parte di chi difende l'ordine e non di chi picchia i poliziotti, il momento di dimostrarlo è questo. Giorgia Meloni si riunisce in mattinata con i vice premier Tajani e Matteo Salvini, i ministri Piantedosi, Crosetto e Nordio, i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Con loro ci sono i vertici delle forze dell'ordine, il capo della polizia, eccetera, eccetera, per discutere i nuovi provvedimenti sulla sicurezza e l'ordine pubblico. La risposta del governo alla sparatoria di Rogoredo, all'accoltellamento dello studente Youssef in una scuola di La Spezia, agli scontri di Torino durante la manifestazione per Askatasuna. E siccome sono temi su cui anche i leader dell'opposizione si dicono pronti a fare di più, Meloni e gli altri decidono di coinvolgerci o almeno di provarci. Lo fanno lanciando un appello a una stretta collaborazione istituzionale, come spiega la nota diffusa alla fine del vertice. Un dialogo che potrebbe iniziare approvando insieme in Parlamento la risoluzione che sarà votata alla Camera domani, dopo l'informativa sugli scontri di Torino che il ministro dell'Interno farà questo pomeriggio a Montecitorio. Anche se formalmente l'invito è rivolto a tutti, la vera destinataria è la leader del PD. È stata lei domenica a dire alla Presidente del Consiglio che le forze dell'ordine sono un patrimonio dello Stato, non una questione di parte, e che in questi momenti le istituzioni devono unire, non dividere. Bene, dimostriamolo, è il ragionamento fatto da Meloni e condiviso dai due vice premier. Secondo voi cosa risponde il PD? 340 6709 659. Scrivetemi. Albanese ospita alla Camera ira di Fratelli d'Italia, cioè Albanese può parlare, mentre quelli di destra no. La relatrice dell'ONU ritorna alla Camera con il rapporto sulla Palestina. Il centrodestra dice doppiopesismo. Torna a Montecitorio Francesca Albanese, relatrice speciale per l'ONU per i territori palestinesi occupati. Oggi pomeriggio presenterà alla Camera il suo report sul genocidio di Gaza, un crimine collettivo. C'è nessuno che va a cantare faccetta nera, no, noi non siamo così. Così cosa, Varin? Così cosa? Così buffoni, non siamo così buffoni. Complotti, martellette,
complotti, provocazioni delle divise, ecco tutte le follie degli intellettuali rossi. Potentissimo anche l'articolo, oggi siamo su pagina 4, Libero, Pietro Senaldi, e non è male. Sparare sulla Croce Rossa è disonorevole, sparare sui crociati rossi è d'obbligo. Tempi duri a sinistra. Occorre difendere il corteo di Torino organizzato da Scatasuna, ma al contempo condannare le violenze. Il tutto cercando di far ricadere sul governo Meloni la responsabilità per non aver evitato la degenerazione annunciata, ma senza dimenticare una necessaria condanna a qualsivoglia giro di vite possa mai essere deciso perché azioni criminali non si ripetano. Un doppio arrocco con avvitamento della ragione e del diritto, ma guai a sottovalutare. Abbiamo a che fare con professionisti della manipolazione. Regola numero 1 per uscire nell'impresa: ignorare la realtà. Regola numero 2: abbondare di cattiva fede. Regola numero 3: partire dal presupposto di essere sempre dalla parte della ragione. Tutto da leggere l'articolo Martellate alla polizia, bugie, violenze, complotti, martelletti, provocazioni delle divise, ecco tutte le follie degli intellettuali rossi, che vengono anche citati, Concita De Gregorio. A chi conviene che un poliziotto venga aggredito? Marco Revelli. Gli scontri sono l'assist a chi vuole lo stato di polizia. Pier Giorgio Di Freddi. Io sto con chi va in piazza, non sono omologati. Matteo Lepore. Non pensino di mettere a tacere il dissenso. Piatto ricco, micificco, oggi sul quotidiano Libero. E poi Asca smentisce la sinistra, infiltrati. No, siamo noi ad aver assalito la polizia. Nicola Gastini, uno dei capi, dice: la retorica di assolversi non porta a nulla e il centro sociale esulta. Il corteo, un successo, libertà per i fermati, e li troveremo naturalmente a fare casino fuori dalle patrie galere. Vi cambio argomento, sì, vi capisco. E allora un'altra cosa allegra e spensierata? Uno sciopero al giorno. I sindacati fanno la guerra a governo e Olimpiadi. Il 16 si fermano i voli, il 27 i treni. A febbraio sono state indette 26 agitazioni, molte durante i giochi invernali. Con la scusa dei diritti costituzionali, le sigle di sinistra provano ad azzoppare il lavoro dell'esecutivo. Salvini, multe più alte per chi li convoca senza regole. Anche qui Giubilei contesta il logo di Vannacci, è lui che dice me ne frego. Polemiche dopo l'ultima iniziativa dell'europarlamentare, il presidente di Nazione Futura, il generale ci ha copiato il simbolo, abbiamo presentato un esposto e non ci fermeremo. Vannacci è una diatriba insulsa e infondata, a volte la paura fa 90. Giro di nuovo la pagina, Ranucci di qua, Ranucci di là, Prezzemolino sulla 7 e la Rai lo bacchetta dicendo limitare le ospitate. Sigfrido, omnipresente sulla rete di Cairo, viene strigliato da Viale Mazzini. Su altri canali ci si limiti a singole partecipazioni. Lui si offende e i 5 Stelle gridano alla censura. Eccolo qua, Sigfrido di qua, Sigfrido di là, è stato domenica sera sulla 7 in altre parole, da Lili Gruber a 8:30, da Floris a Di Martedì, ogni giorno in TV, d'altronde deve vendere. Salis è il politico arcobaleno dell'anno, è Salis Silvia, la sindaca di Genova sarà insignita del Rainbow Hour 2026, il premio internazionale Roma per i diritti LGBTQIA+, il personaggio arcobaleno dell'anno, insomma. Anche lei, insomma, col martello ci fa fare delle figure incredibili, e almeno una col martello che lo usa nel modo giusto, ragazzi. Ma si chiama martelletto. C'è ancora scritto sulle metropolitane utilizzare il martelletto in caso di emergenza. Autobus, c'è il martelletto.
Siamo ancora sul Libero, ragazzi, non è finita, eh? Prende a pugni una donna, poi ferisce 3 agenti, il senegalese sarà espulso e siamo qua a pregare. Padova, l'uomo è irregolare in Italia. Il 35enne noto per reati di droga e resistenza pubblica ufficiale è stato arrestato dopo un inseguimento e trasferito in un centro per il rimpatrio. Siamo qui che incrociamo le dita delle mani e dei piedi. Amy Stewart, non la vogliono a Sanremo, no, Sanremo non mi vuole, pazienza. La cantante vive nel nostro paese dall'83, Morricone mi stimava, il festival, comandano le case discografiche. L'abbiamo scoperto anche noi col tempo, è vero. Brava, indimenticabile Amy Stewart, che oggi ha 70 anni. Sono le 8:30, ci dobbiamo fermare. Sì, restate lì perché c'è Acerbis, c'è il meteo, ma soprattutto arriva poi Isabella Biffi con un pezzo bellissimo registrato apposta per parlare delle ragazze dell'Iran, quello che sta accadendo in Iran. Nessuno più ne parla, si aspetta un attacco, l'attacco non arriva, ma quelle continuano a protestare. Mi chiamo Buia, si intitola così l'audio di Isabella Biffi, ma sarà lei stessa a presentarsi tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata di generale maltempo sull'Italia centro-settentrionale per il passaggio di una perturbazione atlantica. Nelle prossime ore tante piogge al nord, specie sulle regioni occidentali, con neve fino alle quote pianeggianti del Piemonte. Precipitazioni intense anche in Toscana, meglio al sud. Nel pomeriggio fronte che coinvolgerà anche il Triveneto e tutto il centro, dove i fenomeni potrebbero risultare forti e persistenti. Nevicate copiose sulle Dolomiti, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti agli ascoltatori di Radio Libertà, sono Isabella Biffi, Isabeau, che bella parola, libertà, wow! E niente, volevo parlarvi del mio nuovo brano, Mi chiamo Buia, e del perché l'ho scritto. Intanto era da tanti anni che non
avevo un po' parcheggiato quello che è il canto per darmi poi alla musical. Ho scritto tanti musical, uno dei quali, Siddhartha, abbiamo licenziato anche a Broadway ed è stato veramente una grande soddisfazione. E poi ho parcheggiato la mia voce per entrare 13 anni come volontaria nel carcere di massima sicurezza con i cosiddetti fine pena mai, dove ho fondato questo laboratorio a livello mondiale dove i detenuti erano proprio al centro con l'arte per poter fare attraverso l'arte la propria rivoluzione umana. E tanti di loro, dopo un percorso veramente molto approfondito e anche difficile, alcuni di loro hanno riacquistato una semi-libertà proprio per ritornare a questa parola importante che dà voce, no, alla vostra poi radio. E ultimamente io sono un'appassionata proprio, mi si stringe il cuore quando vedo donne private dei propri diritti. E questa canzone infatti nasce nel 2000 a fine 2020, quando ho scritto un libro durante il Covid dal titolo Libera dentro, e termino proprio con il libro con la caduta di Kabul, quando ci è arrivata questa comunicazione tramite TV e radio. Mi ha colpito molto perché voleva dire per tutte le donne retrocedere di almeno 30 anni, tutte le donne che avevano conquistato fin lì la loro libertà con fatica, con molta fatica. E quindi ho scritto queste parole, questa che voleva essere nel libro, volevano essere la chiusa del libro sotto forma, ecco, di poesia. E dopodiché mi è venuto in mente di metterla dopo un paio d'anni, di metterla invece su musica. Ed è nata appunto questa canzone che si intitola Mi chiamo Buia e tratta proprio dei diritti umani e delle donne. Ora sta succedendo in Iran un disastro totale, non sono solo le donne ad essere uccise in maniera terribile, perché ricordiamo che ci sono i cecchini che aspettano che le donne vadano in piazza per sparare negli occhi a queste donne e renderle cieche. Ma la forza di queste donne non si placa, perché si rimettono poi una benda sugli occhi e ritornano in piazza accecate. Beh, a me questa cosa ha fatto veramente molto, molto effetto. Oggi scendono in piazza anche gli uomini e quindi ammazzano tutti, ammazzano donne, ammazzano uomini, e io mi sto chiedendo dov'è finita infatti tutta questa umanità. Quindi non mi dilungo molto, spero che il brano vi piaccia, spero che possiate ascoltare bene le parole e perché no, è solo un piccolo contributo da parte mia per non dimenticare questi esseri umani che ogni giorno sono in lotta. Grazie a tutti, grazie a Radio Libertà e un abbraccio, buon ascolto a tutti. Ciao ciao da Isabeau. Sono bambina, lasciami stare, sangue iraniano che ho fatto di male. Non mi toccare, sei troppo grande, mi sembri un orco dalle forti gambe. Sono bambina, voglio giocare, neanche la musica posso sentire. Ci sono pietre in questo deserto, sembrano il mondo che noi abbiamo dentro. Non mi guardare, mi fai tremare, ma tu mi afferri facendomi male. Non mi sgridare, non mi picchiare, ora son brava, ti lascerò fare.
Mi chiamo buia, sono cresciuta, adesso sono quasi una donna matura. Non ho più un cuore, solo ferite che non verranno più rimarginate. Sai quante volte ho pensato a morire, ma è stato meglio lo stesso lottare. Anche se adesso non so più chi sono, non ho più un volto, ma solo un destino. Salvami, senti le grida del cuore mio. Salvami, su questa terra non esiste un Dio. Salvami, prendi il mio corpo, fai quello che vuoi, tanto l'inverno non passerà mai. Dove l'umanità? Mi chiamo buia, una vecchia nel buio, sotto quel burka non so più chi sono. Certo son viva, ma come ser morta, vivere gli anni senza più speranza. Non vedo più il sole, non so se l'amore è un fiore che nasce o un fiore che muore. Non so se la luna ci guarda ferita, se il mondo mi piange o mi ha dimenticata. Salvami, senti le grida del cuore mio. Salvami, su questa terra non esiste un Dio. Salvami, prendi il mio corpo, fai quello che vuoi, tanto l'inverno non passerà mai. Dove l'umanità? Dove l'umanità? Mi chiamo buia, ero solo bambino, con tanti sogni, una vita futura, 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 futura. Mi ha colpito questo pezzo di Isabella Biffi, in arte Isabeau. Mi chiamo buia, dedicata a tutte le donne, a tutte le ragazze che in Iran si stanno ribellando a quel regime. Grazie a Massimo Perinetti che mi ha segnalato Isabella, una persona da seguire perché è molto molto coraggiosa. Speriamo di non essere gli unici che trasmettono questo pezzo, che trovate da qualche giorno su tutti gli store digitali e anche facilmente su YouTube. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno. Una radio più libera di questa non c'è, perché noi ci chiamiamo Radio Libertà e leggiamo i vostri WhatsApp al 340 67 09 659 su qualunque cosa abbiate da ridire. Un saluto anche a chi ci sta ascoltando dall'autobus. Eccolo qua, Enzo si trova a Frascati in giro con l'autobus, non so se guidi o se sei passeggero, comunque sia, buon viaggio, vai piano. Anche se non guidi tu. Buongiorno a chi ci segue dall'automobile, giustamente ci segnala casino impossibile a Milano, ma tranquillo, non è niente adesso, vedrai più avanti. Roberto da Monza, i sinistri rossicci di Martellini. Conosco solo Nando, il grande telecronista Nando Martellini. Peccato però di Freddy, sembrava una persona intelligente, ma no, è stata una battuta sicuramente. Ancora WhatsApp, e avete fatto caso che hanno tirato fuori Minniti dal frigo politico, che lo stesso PD lo avevano messo nel frigo politico, è vero? Che strategia. No Maurizio, il problema è che non c'è veramente nessun altro, non trovi nessuno. E bravo con Report Ranucci, subito vi dissi dello strano attentato a comando con bombette al momento giusto, ma guai a dirlo, e oggi avete saputo nulla? Sveglia! Il nostro Fontana Romano ha perso un'occasione per stare zitto, ma si sa, Roma conquista con una comoda sedia. No, Fontana è figo, che cavolo, io lo amo. Problema è che quando fai il presidente della Camera, fai il presidente della Camera, è un brutto mestiere, brutto tra virgolette. Boldrini
Albanese, Salis e soci. Se cercate terroristi, fascisti, nemici della democrazia, andate a cercarli a Torino tra i vostri protetti, che mi auguro riempiano gli ospedali. Solo questo linguaggio capiscono, e poi galera, solidarietà ai ragazzi delle forze dell'ordine, mentre voi sorseggiate un caldo tè in poltrona con i vostri complici, giudici togati che li rilasciano protetti. L'Italia deve reagire fortemente, altrimenti ci penseranno i cittadini. Come vedete, non male, i messaggini che stanno arrivando al 340-6709-659. D'altronde il bello è su questa radio e potete dire quello che sulle altre radio non potete dire. Quindi se avete qualche idea, e sono sicuro che ce l'avete, provate a scrivermi un messaggio WhatsApp 340-6709 659. Ancora 2 pagine sul quotidiano Libero. Nel panino milanese: cinese scatena il Far West in città, la polizia spara e viene indagata. Sì, ci ha un po' colpito questa storia, non tanto del cinese che scatena il Far West, adesso pare che abbia avuto i soliti problemi e ce li aveva davvero, ma il fatto che la polizia, cioè questo gli ha sparato addosso alla camionetta dei poliziotti e loro gli hanno risparato, viene indagata. Aperto un fascicolo per i 4 agenti che hanno colpito lo straniero irregolare dopo che lui aveva scaricato contro di loro 3 colpi, e a Rogoredo monta la paura. Viviamo in allerta. L'uomo era stato fermato 3 volte in pochi giorni, ma sapete bene che cosa succede a Rogoredo. Raccolta di fondi per la gente, uccise un pusher che lo minacciava, e quasi 12.000 euro in meno di 24 ore è il risultato della raccolta fondi lanciata da Giuseppe Camardi, segretario generale provinciale FSP, sulla piattaforma GoFundMe. L'obiettivo è aiutare il poliziotto indagato per omicidio volontario a seguito della sparatoria avvenuta in via Impastato a pochi mesi dal boschetto di Rogoredo. Anche questa una bellissima iniziativa. Se ne parla oggi sul quotidiano Libero. Avanti con i giornali, signori, lo so, siete lì che mi aspettate, dici vediamo se adesso va su Repubblica. E certo che vado su Repubblica, ma prima passo sul Tempo. Gli scontri di Torino: ingiustizia è fatta. Nessun tentato omicidio ai danni dell'aggressore del poliziotto. Per la procura non c'è ipotesi di reato. Il racconto dell'agente aggredito: ho avuto paura e il collega era accerchiato, l'ho protetto. C'è il martelletto. Il vertice sulla sicurezza, signori, siamo qui che aspettiamo. Domani si prendono decisioni importanti e speriamo che il Colle da lassù non guardi troppo giù. Il governo chiama, la sinistra tace, cioè il governo chiama e chiama la sinistra e lei sta zitta. Facciamo una legge insieme? Dalla maggioranza un decreto e un disegno di legge da portare domani in Consiglio dei Ministri. Il PD si sfila, Conte apre, ma solo con l'inserimento delle proposte dei 5 Stelle. Daniele Capezzone: cominciano male sia i magistrati sia la sinistra. Sembra incredibile, invece pare sia vero. Da quanto il Tempo ha preso, la contestazione formulata almeno per ora dalla Procura di Torino nei confronti del 22enne di Grosseto, accusato con altri delinquenti sui complici di avere preso a martellate il poliziotto 29enne sabato sera a Torino, non sarebbe di tentato omicidio, ma solo di lesioni personali, di violenza contro il pubblico ufficiale e di rapina, avendo i criminali sottratto all'agente scudo e maschera antigas. Avete capito bene, il tentato omicidio al momento non sarebbe stato ancora contestato. Per fortuna nulla osta a che questo reato sia aggiunto come imputazione, ma a noi restano, oltre a un enorme malumore, 2 dubbi. Il primo: come mai nel caso di Rogoredo, quando un poliziotto si è legittimamente difeso, l'indagine per omicidio è scattata? Il secondo: oltre a prendere un agente a martellate, che cosa deve fare un delinquente la prossima volta per vedersi contestato il tentato omicidio? Come avete capito, dopo soli 3 arresti e con questa contestazione che sembra escludere il reato più grave, siamo partiti malissimo. Questo è l'incipit dell'editoriale di Daniele Capezzone, potentissimo anche
lui oggi sul quotidiano Il Tempo. Così ingiustizia è fatta, nessun tentato omicidio per chi ha aggredito la gente. Si prosegue anche a pagina 2 e si parla anche della seconda sparatoria a Rogoredo, come vi dicevo, 4 poliziotti indagati, la procura dice atto dovuto. Cerchiamo di evitarli questi atti dovuti? Punto di domanda. Stiamo a vedere, speriamo, nel Colle che non guardi troppo giù. E poi le interviste ai 2 agenti. Lorenzo mi ha salvato la vita, ho visto Alessandro e l'ho coperto. Il racconto dei 2 agenti coinvolti nel pestaggio al corteo di Torino. Se ne parla a pagina 3 del quotidiano Il Tempo. Coltelli, scudo penale, fermo preventivo, Meloni alle opposizioni. Votiamo insieme. Domani in Consiglio dei Ministri il pacchetto sicurezza, decreto e disegno di legge. La Premier invita la sinistra a sostenere una risoluzione unica dopo l'informativa di Piantedosi sulle violenze di Torino. Oggi pomeriggio avremo modo poi di sentirla sicuramente in qualche finestra di Qui Parlamento. Ma PD e AVS respingono l'offerta di collaborazione, sì condizionato del 5 Stelle. Non si sbilancia Renzi, Calenda pronto a valutare il testo, AVS lanciati appelli a sostenere documenti sconosciuti. Chiaramente ci abbiamo provato. Segnala anche il quotidiano Il Tempo il tour della relatrice ONU albanese alla Camera per il comizio pro Annun, oggi al convegno del Movimento 5 Stelle con Gianelli, legale di 2 degli arrestati per i soldi ad Hamas. Nel 2020 fece causa alla RAI e vinse. Il giudice era l'albano, contraria ai migranti in Albania. E poi Aldo Rosati con un articolo imperdibile che si intitola I martelli diventano martelletti e le violenze colpa del governo. Il Truman Show della sinistra. Commentatori e media vicini all'opposizione lanciano l'ipotesi di una strategia della tensione dell'esecutivo, cioè l'abbiamo fatta noi, quella manifestazione l'abbiamo organizzata noi del governo di centrodestra, il Truman Show che impazza a sinistra. Torino, una plateale messa in scena. L'assalto agli agenti di polizia, i manifestanti con il cappuccio si sono dovuti difendere, altro che pestaggio di gruppo. Di chi è la responsabilità? Chiaro, di Giorgia Meloni o degli immancabili servizi segreti. A Scatasuna, compagni che non sbagliano, insofferenti al governo di destra, vanno arrestati? È meglio integrarli, in fondo fanno anche cose buone. La fine della storia? Il vero pericolo è l'AIS, l'ICE, continuiamo a manifestare per quello, si chiede l'editorialista di Repubblica Concita De Gregorio. A chi giova, a chi conviene che un poliziotto sia aggredito? Morale è la strategia della tensione, lo abbiamo visto nei decenni. D'altra parte è Luca Bottura, l'umorista con il manganello contro i moderati, rubrica fissa sulla Stampa, a fornire una realistica versione dei fatti, o meglio a rinverdire la stagione della controinformazione, condividendo sui social la cronaca del corteo pubblicata sul quotidiano Il Manifesto. Il poliziotto ha subito 2 colpi di martelletto, non di martello. Martelletto, non di martello. Mi fermo, non ce la faccio ad andare avanti, ma se volete arrabbiarvi oggi veramente serve molto l'articolo di Aldo Rosati sul quotidiano Il Tempo. Qui Parlamento. Parlare la senatrice Cantù, prego. Grazie Presidente. Spesso i provvedimenti che istituiscono giornate dedicate sono criticati per il sovraffollamento, ed è vero, ma hanno il merito, come nel recente caso della giornata della prevenzione veterinaria che abbiamo celebrato domenica e la giornata della memoria che cade proprio oggi, di contribuire a focalizzare i problemi. Ho approfondito quanto viene proposto e auspico sia integralmente condivisibile da tutti. Sono convinta che si debbano rafforzare
anche sul versante della sensibilizzazione, le tutele di coloro che sono affetti da patologie dermatologiche, soprattutto se è possibile evoluzione oncologica e o cronico invalidante. E io me ne sto occupando da un diverso punto di vista. Prova ne è il disegno di legge 1704 e non solo, giacché da tempo insisto promuovendo progetti sperimentali scalabili che partono da un sano microbiota per potenziare in modo significativo quello che è la capacità di risposta all'immunoterapia. Dunque, agendo in prevenzione attiva e sostenendo innovativi percorsi preventivo diagnostico terapeutico mirati, posto che agire in prevenzione personalizzata e in promozione di appropriati stili di vita attraverso la conoscenza consapevole anche dei rischi considerati minori, come banalmente prendere troppo sole, e diffonderne, svilupparne la relativa informazione e coinvolgimento su appropriati stili di vita, significa contrastare gran parte delle possibili malattie del derma. So di essere ripetitiva, ma spero che possa servire soprattutto per il contrasto dei tumori e delle cronicità. E l'impianto di legge è un ausilio operativo di indubbia efficacia strumentale in questa direzione, auspicando che possa fungere di traino per una generalizzata consapevolezza e presa di coscienza e conseguentemente per cambiare scelte e comportamenti potenzialmente dannosi, tatuaggi compresi. Per fare un altro esempio, l'andamento statistico epidemiologico ci ricorda che negli ultimi 20 anni il solo melanoma è cresciuto del 300%. Riflettiamoci. Porvi rimedio è un dovere. Serviranno necessariamente, ma temporaneamente, maggiori risorse per far fronte alle crescenti necessità, certa dei risparmi dovuti alla prevenzione nei decenni a venire. Ma l'inazione sarebbe molto più costosa dell'azione e le giornate a ciò dedicate hanno proprio la funzione di sprone a non perdere di vista l'azione. Ed è per questo che non smetto mai di rimarcare che è tempo di spendere meglio, intraprendendo una necessaria
lotta mirata agli sprechi, per il progresso delle risposte di salute e di tutela delle fragilità, in un approccio innovativo ed integrato nella declinazione del principio One Health, come previsto in articolato, agendo anche grazie al nostro upgrading emendativo, upgrading che abbiamo fortemente voluto e promosso, in cultura alla prevenzione e all'educazione. A questo scopo, sensibilizzando soprattutto le nuove generazioni ad un cambio di visione nel seguire sani stili di vita, per promuovere comportamenti di benessere utili ed opportuni a fronte di tutti i fattori di rischio rilevanti. E il senso di queste giornate è proprio quello di imparare a non perdere di vista le priorità per lo sviluppo etico sostenibile dell'intero Paese, perché la prevenzione sarà la condizione di garanzia del mantenimento del nostro servizio sanitario nazionale a vocazione universalistica nel medio-lungo periodo, finalizzando maggiori risorse ad anticipare i bisogni sanitari, come è stato fatto in legge di bilancio, giacché far star bene significa anche avere minori bisogni di assistenza e cura. Per tutte queste ragioni non possiamo che convintamente sostenere l'approvazione del provvedimento in discussione, palesando il nostro voto favorevole. Vi ringrazio. Grazie senatrice Cantù. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vorrei dirti che tu sei come un'alba nuova, come il sole illumini, luce che rinnova. Mi sento fragile se gli occhi tuoi si fermano a guardare dentro i miei, come nascere di nuovo, e sento che tutto svanisce oltre te, nella vita mia. Non sento niente oltre te, che vivi in me. Balleremo questa musica io e te,
dolce come una carezza. Beh, è vero, io ne approfitto di questa rassegna stampa, che è la trasmissione più ascoltata su Radio Libertà, per proporvi quello che effettivamente le altre radio non vi fanno sentire: artisti indipendenti, slegati da ogni grosso e grasso interesse, che non pagano e quindi molto spesso non vengono trasmessi dai più. Oltre te, questo è un live acustico con Federico Pacciotti, che è già uno fortunato, che è riuscito a farsi strada, È stato, pensate, il giovanissimo chitarrista dei Gazosa, quelli di www Mi Piaci Tu, vincitori della sezione nuove proposte di Sanremo con Stai Con Me Forever, ma erano piccolissimi, non avevano neanche 17-18 anni, non ce li avevano. Adesso sta facendo un grande successo come tenore, ma anche chitarrista. Oltre te lo trovate facilmente su tutti gli store digitali. 5 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, ma a quest'ora del mattino facciamo 4 chiacchiere con chi ci offre cose buone e naturali, diventato famosissimo sulle nostre frequenze. È lui e la sua famiglia, la famiglia di Alberto Acerbis. Buongiorno Miriam! Buongiorno. Era un buongiorno, mi sa che ti abbiamo perso. Ah, eccoti, sei tornata, vai. Vai e vieni, prova a spostarti col telefono perché vai e vieni. Proviamo. Seguo tu i dolori articolari. Ancora nulla Miriam, prova a metterti in qualche, vicino a qualche finestra. Adesso mi senti? Oh, adesso va meglio, grazie. Adesso sì. Dicevo, Sammy, se tu cominci a sentire dolori articolari o no? Io? Ma io sono una schifezza ambulante. Se poi ti parlo anche del Simone che qui di fianco a me deve giocare a tennis e qua che va tutto storto e dice come faccio? Come è disperato. Ragazzi, è normale, dai, diciamoci una cosa, è normale, però abbiamo a disposizione qualche strumento per migliorare. Vedi, a me piace anche essere onesta con i nostri ascoltatori. Diffidate da chi vi vende le cure miracolose, da chi vi dice guarda, fai questo e ti passerà qualsiasi tipo di problema. No, l'artrosi è un processo degenerativo cronico che comincia prestissimo, sembra incredibile, ma già a 20 anni la capacità autonoma del nostro corpo di rigenerare le fibre di collagene diminuisce dell'1% all'anno. Cosa significa artrosi? Significa che le nostre cartilagini, ossia i tessuti che rivestono le articolazioni e quindi che permettono alle articolazioni di non toccarsi, di non sfregarsi e quindi di non avere infiammazione e di non avere dolore, cominciano ad assottigliarsi perché viene a mancare il collagene. Ecco quindi che facciamo fatica a scendere dalla macchina, la mattina quando ci alziamo cominciamo ad avere il mal di schiena, giochiamo a calcetto, torniamo a casa che siamo degli stracci, giochiamo a padel, uguale. E quindi che cosa possiamo fare? Possiamo imbottirci di antinfiammatori o di antidolorifici, per carità, scelte personali, oppure possiamo anche farci dare una mano dalla natura, come attraverso ACE-UC2. ACE-UC2 cos'è? È un integratore alimentare, quindi non è un farmaco, è un integratore. Se ne assume una compressa al giorno a stomaco vuoto e cosa fa? Va a dare tutti i giorni l'informazione al nostro organismo di rigenerare le fibre di collagene. Poi andiamo a dare Frassino e Boswellia, che sono 2 antinfiammatori e 2 antidolorifici naturali, quindi andiamo a sfiammare le articolazioni in maniera naturale, andiamo a dare vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per andare a rafforzare ossa, muscoli, tendini e nervi. Quindi andiamo a dare con un gesto quotidiano, con una compressa al giorno,
andiamo da mangiare, andiamo a dare il nutrimento specifico alle nostre articolazioni. Noi pensiamo a nutrire il nostro corpo, ma tante volte non pensiamo al nutrimento specifico per le nostre articolazioni. Ma veniamo all'offerta. Cosa costa il nostro ACE-UC2? Allora, il nostro ACE-UC2 voi potete anche cominciare con un trattamento, quindi 30 giorni di trattamento, 30 compresse. Attenzione, UC2 non dovete assumerne più di una al giorno, perché una compressa contiene il fabbisogno giornaliero per le articolazioni. Un trattamento costa 35 euro. Volete fare 2 mesi di trattamento? 60 euro. Ma i nostri ortopedici consigliano di fare 4 mesi di trattamento. Questo perché? Perché questa è la stagione più difficile per ossa e articolazioni. Il freddo, l'umidità sono nemiche e aumentano i dolori. E soprattutto se non abbiamo iniziato il trattamento quando eravamo giovani, potrebbe essere un po' pochino fare 1 mese o solo 2 mesi di trattamento. Ecco perché oggi c'è l'offerta straordinaria dei 4 mesi di trattamento. Un prezzo speciale per voi, che non è 140 euro, che non è 120 euro. Per sapere cosa costano 4 mesi di trattamento dovete fare solo una cosa, chiamare lo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, chiamare e chiedere scusa cosa costano 4 mesi di trattamento. In più, se chiamate stamattina, avete il trasporto in omaggio e in più avete un altro prodotto straordinario fatto dalle nostre api, da un apicoltore nostro qui nella zona di Brescia. Arnia, un prodotto ricostituente per il nostro corpo, tra un po' ci sarà la primavera, quindi dobbiamo arrivare in maniera forte, ma forte in maniera naturale attraverso Arnia, che è un integratore di miele, polline, propoli e pappa reale. Io stamattina ve lo regalo se prenotate la promozione dei 4 ACE-UC2. Non vi dico il prezzo, vi dico solo il telefono che è lo 030 68 40 408. Chiedete che cosa costa, siate curiosi, non vi dico che dovete prenotare, siate curiosi, chiedete, vi interessa? Bene, avrete 4 mesi di trattamento, non vi interessa? Amici come prima, 030 68 40 408. Siamo riusciti a sentirci oppure mi avete perso ancora? Miriam, guarda che ti richiamiamo tra 2 minuti che vogliamo prenotarlo anche noi il trattamento. Va bene, poi mi fai sapere come va però, mi raccomando. Grazie Miriam Acerbis, buon lavoro. Ciao. Ciao. Oh, io non scherzavo mica, con tutti questi freddi, caldi, eccetera, dolorini da tutte le parti. No, sono l'unico? Dai, vai tranquillo. Adesso vi leggo la prima pagina del quotidiano Il Giornale e passa tutto. Italia centro del terrorismo rosso. Peggiori d'Europa. È uscito il report Europol. Nel nostro paese l'85% degli attacchi anarchici. Vertice di governo sulla sicurezza, Meloni sfida Schlein, paletti del Colle. Insomma, l'Italia rischia di diventare il luogo di ritrovo per gli antagonisti di tutta Europa che si preparano ad alzare la tensione in vista delle elezioni politiche del 2027. Quanto avvenuto a Torino sabato scorso potrebbe essere solo la prima avvisaglia di un clima da anni di piombo. Ne parliamo tra poco. Altra segnalazione in prima pagina sul quotidiano Il Giornale, oltre che giochi proibiti, infortuni, allerta violenze e ora doping, e un'italiana, la prima atleta positiva appunto, che purtroppo scappata dentro nel doping, ma c'è questa segnalazione in prima pagina sul Giornale del leghista Durigon che fa un appello: Vannacci non lasci, un patriota come lui non fa regali al PD. Inoltre all'interno, a Brescia, consigliere Propal nei guai per pedofilia, e si medita anche su quella che è la religione islamica e su qualche vizietto che gli hanno insegnato agli islamici già il suo capo tanti anni fa, e cose non belle. Ci ritorniamo. Pagina 7 del quotidiano Il Giornale, eccolo qua, il report dell'Europa sull'odio anarchico, 18 attacchi su 21 avvenuti in Italia. La relazione di Europol sul terrorismo di sinistra negli Stati membri,
membri. È un nostro primato. Il nostro paese, ventre molle della rete antagonista del vecchio continente. Guidano la truppa i tedeschi della Banda del Martello. Ma non si dice martello, è il martelletto, e dai. Giro la pagina, la sinistra spiazzata, titola oggi il quotidiano Il Giornale. Conti all'attacco, PD incerto, altri gridano al regime, risposta in ordine sparso all'apertura della Meloni. L'ex premier polemizza e detta le condizioni, i dem confusi tra collaborazione e Aventino. Paginone anche sul quotidiano Il Giornale, che dedica però un altro paginone proprio a questo: pedofilia nei guai, il consigliere Propal. Indagato Ashkar, eletto a Brescia con la sinistra. Le sue dimissioni e respingo le accuse. Per la procura sarebbe uno degli orchi che acquistava video con violenze su bimbi piccoli quando accostò la bandiera di Israele ai nazisti. E il commento di Valeria Braghieri che allarga la questione all'Islam dicendo il corpo specchio di una civiltà. Veramente impietoso come commento, ma purtroppo dice anche la verità. Giro di nuovo la pagina, sono sempre sul quotidiano Il Giornale ed eccolo qua, pagina 14, Claudio Durigon. Vannacci resti, un patriota come lui non fa regali al PD. Gabriele Barberis intervista Claudio Durigon, il vice segretario della Lega. Nessuno è indispensabile, la sinistra tifa per l'addio. Un nuovo logo depositato, Futuro Nazionale Vannacci. Uno scontro legale a destra con Nazione Futura, il movimento di Francesco Giubilei che ha denunciato in tribunale il presunto plagio del marchio. Il pomeriggio trascorre con randellate sui social. Giubilei è prolisso, me ne frego, dice Vannacci. Si presentava agli eventi di Nazione Futura con il troller pieno dei suoi libri per venderli agli associati, dice Giubilei. Una querela tra personaggi emergenti del centrodestra che non infiamma i piani alti del Carroccio. La questione viene letta in un'ottica del tutto politica e non folcloristica. La linea che emerge è di facile lettura. Il generale resti, ma a certe condizioni. Ci aiuti a capire, sottosegretario Durigon. Lei è vice segretario della Lega al pari di Vannacci. C'è un vice segretario buono e uno cattivo? Nessun buono o cattivo, sorride. Dopo lo scorso congresso siamo 4 vice segretari e vi dico che arrivare a diventare il vice del segretario della Lega è l'obiettivo di una vita. La Lega rappresenta 40 anni di storia. Sia io che Vannacci non siamo militanti della prima ora. Io entro nella Lega nel 2016 per arrivare a vice segretario del 2024 senza calpestare i valori storici. Vannacci invece, lui fa la tessera e diventa subito vice segretario del 2025, un grande attestato di stima da parte di Salvini. E tra lei e Vannacci ci sono differenze di linee? La linea, come dice il nostro capogruppo Molinari, la dà il segretario. Noi cerchiamo di dare la massima forza ai militanti, dobbiamo dare risposte agli elettori, siamo al loro servizio. Davvero non parliamo di chi è più bello o più bravo, abbiamo un solo dovere, mai deludere o tradire gli elettori. Non credo che qualcuno voglia rivedere strappi dolorosi come quello di Fini. Ci svela un retroscena sull'ingresso di Vannacci nella Lega? Vannacci è entrato nella Lega ed è diventato subito vice segretario grazie a Salvini. Pensi che io l'ho votato anche alle europee perché ce l'aveva indicato lo stesso segretario. Quale messaggio vuole inviare al generale? I messaggi confusi e ambigui non fanno bene a nessuno, dice Durigon. Spero continui a impegnarsi nella Lega, anche perché tra pacchetto sicurezza e battaglie con i patrioti europei stiamo ottenendo risultati. La domanda più semplice: Vannacci sta semplicemente trattando spazi e posti all'interno della Lega come è normale trattativa politica? Alla Lega non sono mai esistite le quote, al contrario del PD dominato dal correntismo. Da noi c'è un leader che indica una strada. Certo è normale che un vice segretario possa indicare qualche persona in più, ma non come quota personale. A nomi di gente valida li proponga, ma non li imponga. Alla fine cosa farà il generale? Conto che resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l'Italia. Anche lei teme che quell'1-2% che gli viene riconosciuto a livello elettorale potrebbe fare perdere il centrodestra alle prossime elezioni? No, parliamo di un 1-2% teorico, quando si va alle urne i voti si polarizzano. Se volesse lanciargli l'appello finale, quale tasto toccherebbe?
Fare parte della Lega è un onore. Ho troppo rispetto per la nostra storia e per i nostri militanti per lanciare appelli. Nella Lega sono tutti importanti, ma nessuno è indispensabile. Il generale sa benissimo che i primi tifosi del suo addio sono i media di sinistra e un uomo come lui non farebbe regali alla Schlein, a Renzi o a Conte. Un coraggioso patriota come lui ha già una casa, la Lega. Non ha bisogno di cespugli di fortuna. Così l'intervista a Claudio Durigon oggi sul quotidiano Il Giornale, che dedica anche un paginone, il numero 15, all'avviso Draghi: UE federale o è finita? L'ex premier dichiara ordine globale defunto, l'Europa rischia di venire divisa e sottomessa. A voi naturalmente. L'ardua sentenza attraverso WhatsApp al 340 6709 659, li sto accumulando, poi lo sapete, vado a leggerveli tra pochissimo. Non posso fare a meno di non passare, oltre che da Repubblica, anche dal quotidiano La Stampa. Draghi, ordine globale defunto, UE sottomessa, sicurezza, Meloni sfida Schlein e poi la foto di Mattarella, che ieri è andato all'ospedale Niguarda di Milano a fare visita ai ragazzi feriti di Crans. Ridiamo loro la vita piena, la foto di Mattarella in camice e il titolo Il medico dell'Italia. Se qualcuno ha dei dubbi chiaramente li può esprimere, ma in questo caso ha fatto una cosa bellissima, andare a trovare chi è stato ferito in quel terribile incendio. Giro le pagine. Nell'università divisa, Torino, l'appello della rettrice: tutti condannino la violenza, gli studenti, gli scontri hanno rovinato la protesta, accuse e veleni tra i prof, alcuni di noi sono conniventi. E poi Fra Toianni, leader di AVS, dice: invece di evitare disordini impedisce di manifestare. Da Piantedosi accuse irricevibili, ha fallito nel gestire l'ordine pubblico. Quel gruppo di violenti ha fornito al governo un assist per alimentare la criminalizzazione del dissenso. Nicola Fratoianni oggi sul quotidiano La Stampa, ma naturalmente ascolteremo anche nelle prossime ore cosa ha da dire Piantedosi. Pagina 7, a proposito della Torino ferita, gli interventi di Corrado Ocone, che dice: tornano gli anni 70 e non c'è più l'argine del PC che isolava gli estremisti. Il filosofo Ocone dice: serve una convergenza a difesa della democrazia. C'è una parte della borghesia colta che ricalca lo schema né con lo Stato né con i movimenti ribellistici. Da quell'altra ritroviamo Luciano Violante. Il terrorismo è un'altra cosa, non vedo una borghesia che giustifica la violenza. L'ex magistrato dichiara: la sicurezza servirebbe a scuola e sul lavoro. L'indirizzo securitario proprio della cultura conservatrice è rivolto alla strada, ma bisogna guardare anche altrove. Siamo sul quotidiano La Stampa e naturalmente anche qui c'è Draghi: gli USA ci dividono, l'Unione Europea sia una federazione, così diventerà una potenza. Ma io giro subito la pagina a proposito della storia e delle sfide del vecchio continente. Ecco chi frena l'Europa per il quotidiano La Stampa. Da Orbán a Merz e Meloni, i leader non vogliono rinunciare al diritto di veto e sono contrari alle riforme sull'energia, il mercato unico dei capitali e il debito comune degli stati. Ecco le foto di chi, secondo il quotidiano La Stampa, frena l'Europa. Attenzione a pagina 10, ci mancava un po' di fango per le cure termali? Eccolo qua, pagina 10 del quotidiano La Stampa, il mondo in bilico. Nei documenti il guru maga allude a fondi al leghista, dice che non parla inglese, signori, ecco il virgolettato: sulle ginocchia di Bannon, Salvini nel gorgo Epstein.
ma finirà come il Metropol. È naturalmente un retroscena. Mi sono già infangato, guarda, solo a leggere il titolo. Matteo Salvini, scrive Ilario Lombardo oggi sul quotidiano La Stampa, è citato 89 volte, perché adesso va di moda quante volte il tuo nome è stato citato, negli Epstein File. Le carte che stanno emergendo dalla segretazione imposta dal Dipartimento di Giustizia americano, emerge una strategia precisa che partiva da Washington per compattare la galassia dell'ultradestra europea nel biennio 2018-2019. Sono gli anni della prima presidenza Trump, delle elezioni in Italia, del patto populista tra 5 Stelle e Lega, dell'ascesa di Salvini, del suo trionfo europeo, dell'azzardo, della caduta del papete, quando a petto nudo, se lo ricorda bene il quotidiano La Stampa, sul litorale romagnolo il leader del Carroccio scivolò su pieni poteri. Da lì partì il suo declino politico, sono anche i mesi delle rivelazioni sugli incontri di emissari leghisti e del Cremlino al Metropol di Mosca, sul sospetto di finanziamenti occulti e mai provati, se lo sono ricordati, girati alla Lega. Mi fermo, ragazzi, perché solo così sono diventato ormai un fango umano. Pagina 10 del quotidiano La Stampa, solo sulla Stampa, se oggi può interessarvi. Un po' più leggero, ma sicuramente il Tartufo Gate ci interessa. Pagina 17, un servizio di report getta ombre su filiera e provenienza del prodotto. La difesa della fiera di Alba, noi garanzia di qualità, non di tracciabilità. Praticamente questo tartufo è sempre disponibile, ma non sempre arriva da Alba. Sempre disponibile, costa meno, il 70% del prodotto arriva dall'est. Il racconto di un cercatore aumenta anche il guadagno fino al 200%. Solo chi cerca tartufi da anni è in grado di capire la differenza tra quello di Alba e quello che arriva dall'est. La situazione è sfuggita di mano e adesso tornare indietro è difficile. Se si vuole il tartufo locale alle fiere, bisogna spostarle più avanti. A dicembre fa freddo, i turisti verranno meno, ma è l'unica soluzione. E intanto comunque il tartufo è buono e ci può stare, ragazzi miei. Apro le linee, il più veloce entra in diretta. So che siete lì sempre ad aspettare, ma come vedete la rassegna stampa è veramente colma di emozioni. Chiamate 0292947222, i più veloci entrano in linea e possono dire quello che vogliono su qualunque argomento. Il tempo di passare sul quotidiano La Repubblica. Sicurezza e scontro sul fermo preventivo, ma anche Mattarella, le Olimpiadi tacciano le armi, primo caso di doping. Paginone sullo scudo per gli agenti e cortei, ecco la stretta sulla sicurezza, il nodo del fermo preventivo, già la pagina 2 del quotidiano Repubblica. E poi, dai capi delle forze dell'ordine, dubbi sul blocco dei facinorosi. Prosegue l'interlocuzione con il Quirinale, Forza Italia boccia le cauzioni e Salvini rilancia il taser. Se ne parla con Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco oggi sul quotidiano La Repubblica. Si gira di nuovo la pagina, Meloni chiede unità, ma l'opposizione teme la trappola. PD e 5 Stelle, l'appello a votare insieme la risoluzione fatto per dividere il campo largo. No a cosa? Alle strumentalizzazioni, dai, l'hanno ripetuto 1000 volte. Pagina 6 su Repubblica, intervista a Gabrielli, l'ex capo interviene dopo gli scontri nel centro di Torino, no allo scudo penale, gestire l'ordine pubblico non è il bar sport, insomma Gabrielli non gli sta bene proprio nulla. La divisa va difesa da chi fa propaganda sulla pelle dei poliziotti. E ora mi zittisco, parlate voi. 0292947222. Pronto? Pronto? Sono io? Buongiorno. Buongiorno, Berengari Supremo da Roma, saluti. Allora, una roba sola velocissima riguardo alla frana di Nicemi, che era un argomento di ieri, l'altro ieri, adesso non ricordo, però il discorso è successo già un altro paesino, sempre del sud Italia, sempre più o meno posizionato nella stessa struttura geologica, ma che prima pescava acqua dai pozzi, per cui la struttura era stabile. Adesso che è arrivato l'acquedotto, il paesino, praticamente quel paesino che dico io,
è stato abbandonato e addirittura c'è stato fatto anche un documentario che è andato su Focus. Probabilmente la stessa cosa sta succedendo a Nicemi e succederà la stessa cosa a Nicemi, dovrà essere abbandonato e la gente se dovrà andare da un'altra parte. Questo perché la tecnologia comunque dà dei vantaggi, ma alle volte anche degli svantaggi. Solo questo. Saluti, grazie. Grazie caro, ma soprattutto nel caso di Niscemi, a Niscemi si sapeva, non siamo scemi, si sapeva. Ancora una chiamata, pronto? Pronto? Ciao, buongiorno. Sono io, Italo, da Baiso, Reggio Emilia. Vai Italo. Allora, io sono un vecchio leghista della prima ora. Volevo fare un mio pensiero. Il generale Vannacci lo vorrei al Ministero degli Interni. Forse cambieremmo molte cose. È tutto qua. Vi saluto e sono un po' emozionato perché è la prima volta che vi chiamo. E mi fa piacere, ti ringrazio e naturalmente non mi hai detto se lo vuoi ministro degli interni anche se se ne va dalla Lega, ma chissà, alla prossima chiamata. Un'altra telefonata 0292947222, ma ha dato la sua parola, aveva dato la sua parola, ce l'ha data anche a noi quando è venuto al gazebo di Radio Libertà a Pontida la scorsa estate. Vuoi che se ne vada dalla Lega? Io non ci credo. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Buongiorno. Buongiorno, sono Gino. Nulla, volevo solo riferirmi agli ultimi scontri di Torino. Semplice, è molto semplice. Bisogna per legge vietare di scendere in piazza a manifestare col volto coperto. Se tu vai col volto coperto significa che tu vuoi delinquere, distruggere, fare vandalismo. Allora devi essere appena preso immediatamente arrestato proprio per legge. E poi anche la prevenzione, anche quella, prevenire almeno minimo 12 ore prima. Così finiscono queste storie. Solo in questo modo possono finire. E solidarietà a tutta la polizia, a tutte le forze di polizia. Viva le forze di polizia e grazie a loro. Arrivederci. Grazie a te e soprattutto un servizio d'ordine, ristabilire il servizio d'ordine nelle manifestazioni. Su Repubblica, primo scandalo ai giochi, il doping macchia l'Italia, Pasler torna a casa, ma soprattutto a pagina 11 l'intervista con Deborah Compagnoni, io, Tomba e i nostri anni irripetibili, che risate con la fiaccola. Un'altra chiamata, pronto? Sono io, Marco da Torino. Ciao Sammy. Ciao Marco. Ciao, senti, in coerenza un attimino della sinistra, mi pare quando la Meloni era già lei a capo del governo, però dall'altra parte dell'Atlantico c'era Biden, la Meloni era sempre appiattita sulle posizioni atlantiste, ma la sinistra non ha detto nulla, quindi si è svegliata sovranista solo quando cambia il governo americano, prima cosa. Seconda cosa, che la sinistra non è intervenuta nel famoso periodo, se ti ricordi, nefasto del Green Pass, quando onesti lavoratori a Trieste seduti e che chiedevano solo rispetto dei loro diritti e possibilità di lavorare, sono stati idratati, anche un po' manganellati dalla polizia comandata da il prefetto di Trieste, coadiuvato, ahimè, lo sai benissimo, da quel onorevole che stimo moltissimo, da quel momento non stimo più, che si chiama Federica. Per cui l'AIS, un pochettino l'AIS, vuoi per esigenze sanitarie, c'è già stato da noi, ma nessuno diceva nulla, per dirla come dici tu, caro. Un abbraccio, caro. Bella, è tanta da. Ci vediamo in provincia di Torino. Dai, c'è un bellissimo appuntamento questo sabato sera a cena. Direi che se siete in zona Torino dovete venirci, anche perché ci sono anche io a mangiare, a bere e soprattutto a gustare la vostra compagnia. Sabato 7 febbraio, la festa della Bagna Cauda
con la Lega di Grugliasco in provincia di Torino. Ci troviamo alle 20 alla Pro Grugliasco di via Leonardo da Vinci 20, da prenotare al 338 29 16 908. Torinesi, chiamate Nunzia 338 29 16 908 per partecipare alla festa della Bagna Cauda di questo sabato 7 febbraio alle 20. Ci sarà anche Sammy Varin, ci sarà anche Radio Libertà e portiamo qualche gadget. Ce ne andiamo? Non ce ne andiamo, resistiamo. Bravo, bravo, mi piace quando Simone dice resisti. Sì, ancora Sammy, vogliono sentirlo ancora i nostri ascoltatori. Fontana di Trevi a pagamento, scrive Repubblica, pagina 27, quel biglietto da 2 euro per un selfie nella dolce vita. Oh, com'è dolce Repubblica ricordarci che da oggi la Fontana di Trevi si paga, e d'altronde la proposta arriva da un comune piddino, e quindi primo giorno con le nuove regole d'ingresso per i turisti, e in pochi si stupiscono che per una tale attrazione serva un ticket, Cioè tutti dicono ma cosa vuoi che sia, ma che sarà mai, Sarà il trionfo dei ramini, ma gli diamo un po' di soldini, un po' di cent, così, no? E magari non li buttano più dopo nella fontana, chi lo sa. Carino questo piccola meditazione sul quotidiano La Repubblica, la fa sembrare una cosa bella, una tassa per vedere una fontana, una cosa bella. Sarà meglio che me ne vada. Sammy Varin vi molla qui, ma io ritorno alle 11 di nuovo in onda, leggendo decine e decine di WhatsApp arrivati al 340 6709 659, e siete naturalmente in tempo per spedirmene ancora. Intervisteremo Roxy B, che è uscita con un nuovo disco, e poi arriva un attore alle 11:30. Emanuele Carlo Stuni sarà con noi. Restate lì, ci sentiamo più tardi. Avete ascoltato